Eccoci qui a Tre Friuli, bentornato al presidente dell'ANCI e sindaco di Prata, Dorino Favot, Prato di Pordenone. Come stiamo, sindaco, innanzitutto? Molto bene, grazie e un cordiale saluto a tutti i telespettatori e a lei in modo particolare. Grazie. Allora, innanzitutto è un momento particolare anche per i sindaci, piuttosto, diciamo così, importante, perché la Regione ha varato finalmente questa famosa legge dove si aumenta in maniera sensibile, al 15% di media, mi sembra, l'indennità dei sindaci, che poi non è proprio tutta piena, è lorda, no? Quindi c'è un problema anche. E poi le chiederò magari di capire chi paga questi interventi, no? Perché qua abbiamo visto anche un po' la diatriba, il colpo dei sindaci, di alcuni sindaci che hanno contestato un po', tra virgolette, l'idea e poi la risposta un po' piccata, mi sembra, dell'assessore Roberti. Ecco, cosa ne sembra lei che è un po' il super partes, il presidente di tutti i sindaci, come dire, il sindacato dei sindaci? Ecco. Ci dica, sindaco. Ma guardi, rispetto a questa novità, bisogna innanzitutto ricordare che era da 10 anni che era ferma questa indennità per i vari sindaci. Secondo me questo è stato un atto di dignità nei confronti del lavoro, delle responsabilità, soprattutto che si prendono i sindaci oggigiorno. Tenga presente che ANCI nazionale nell'ultimo Consiglio nazionale, insomma, ha fatto ben pesare questa responsabilità che spesso sfocia in situazioni strane a dir poco, del tipo un bambino che si prende la mano dentro una porta a tagliafuoco e il sindaco viene indagato, ecco, tanto per essere chiari. Rispetto al pagamento dell'indennità, io credo che sia un falso problema, perché comunque la regione viene incontro a questo pagamento da un lato, e dall'altro comunque ci sono stati i comuni capoluogo che comunque hanno rinunciato a una fetta dei loro trasferimenti, quindi a mo' di gentiluomini, per far sì che fossero rese più disponibili risorse a favore dei comuni più piccoli. Quindi io direi che sia stato fatto un buon lavoro da parte di tutti, ecco. Una Si vera poteva fare meglio e di più? Sicuramente sì, però direi che rispetto a come eravamo rimasti fermi prima, mi sembra una buona riforma, ecco, da questo punto di non vista. passa in avanti, diciamo, con le risorse che ci sono, anzi la solidarietà dei sindaci, tra virgolette, maggiori, mi pare che è una bella notizia. Ecco, Assolutamente. allora, caro Presidente, il dopo UTI è partito dappertutto, ormai ci sono convenzioni, comunità, eccetera. Come sta andando sul territorio regionale? Cioè, c'è un'osmosi un po' dappertutto, oppure magari in qualche parte della regione arrancano le cose, non so, per esempio nella Pedemontana, oppure Pordenonese. Mi pare che sta andando avanti, ma ci dica lei che ha in mano i numeri. Sì, beh, allora oggigiorno abbiamo che sono in fase di avvio, insomma, ma anche abbastanza avanzato alcune, una decina di comunità in tutto il territorio regionale per un totale di 121 comuni all'incirca. Quindi vuol dire che più della metà dei comuni hanno trovato utile poter arrivare a questa cosa, anche se sappiamo che 7 comunità sono obbligatorie, perché se parliamo di montagna e collinare era previsto nella norma, e anche perché teniamo presente che sulla parte montana del nostro territorio c'è una tradizione che richiedeva di poter proseguire un'esperienza che potevano essere le vecchie comunità montane piuttosto che l'UTI, piuttosto che le comunità attuali. Quindi da questo punto di vista bene. Ci sono 3 comunità che sono partite, quelle diciamo non montane, quindi parliamo del Friuli orientale, la Riviera Friulana e il Sile, e di queste, soprattutto quelle della parte pianeggiante, noi come ANCI, assieme a Compa, abbiamo fatto un lavoro di accompagnamento, perché riorganizzare, mettere assieme tutta una serie di servizi non è semplicissimo, bisogna un po' fare un pensiero, una riflessione, e rispetto a queste abbiamo fatto con la Riviera Friulana, il Friuli orientale e il Medio Friuli, che però poi non è partito.
Con le comunità montane stiamo facendo il nostro lavoro di analisi e di accompagnamento nei confronti delle prealpi friulane orientali, la magnifica comunità del Cansiglio Cavallo e la costituenda comunità del Coglio. Quindi diciamo che ci sono tante cose che si muovono e un punto che è fondamentale, che è trasversale per tutte, ho notato andando a rivedermi i dati, che è il seguente, che giustamente tanti comuni di minori dimensioni, quindi che hanno meno potenza di fuoco, tra virgolette, stanno cercando di mettere più assieme possibile quei servizi che sono di back office che altrimenti non riuscirebbero a fare. Esempio, l'ufficio che fa le gare non se lo può permettere un comune di qualche centinaio di abitanti, l'ufficio dell'informatizzazione, stessa cosa, l'ufficio che riguarda le politiche europee anche. Quindi lei capisce che mettere assieme le forze cercando di dare una forma e una direttiva che possa far sì che si raggiungano determinati obiettivi e quindi dei servizi migliori alla cittadinanza, capisce che diventa fondamentale da questo punto di vista. Quindi diciamo che c'è un bel movimento, c'è una riflessione anche in atto che richiede appunto un'organizzazione altrettanto importante, però io credo che questa riforma sia assolutamente positiva, favorevole per i comuni e che la regione, dal mio punto di vista, non si ferma soltanto a legiferare e dire noi abbiamo fatto la legge regionale Sì. 21-2019, ma cerca anche di accompagnare. E questo come l'ha fatto? Con la legge stessa, perché con un articolo, che è l'articolo 34, ha sottolineato il ruolo e l'importanza che deve comunque avere l'ANCI tramite il COMPA nell'accompagnare i comuni a fare questo tipo di passaggi. E credo che sia una cosa importante di cui come ANCI ci possiamo vantare, perché non in tutte le regioni succedono queste cose. Quindi la regione che riconosca un certo ruolo per ANCI credo che sia una bella meta raggiunta. Ecco. Cosa positiva e soprattutto concreta, insomma, no? Esattamente, Concreta. esattamente. Ecco, senta, lei ha parlato di politiche europee, quindi anche di servizi di un certo tipo, e i fondi europei sono servizi che, anzi, sono fondi che i comuni devono in qualche modo averli perché sono parte fondamentale di progetti che molti comuni hanno in mente, eccetera. E ho visto che avete fatto un'interessante convenzione con Informest per dare appunto una prospettiva importante, concreta, come dicevo prima, a questi servizi. Se ne vuol parlare? Così. Sì, volentieri, volentieri. Beh, tenga presente che c'era già prima una convenzione con Informest, noi non abbiamo fatto altro che riprenderla, quindi do merito a chi mi ha preceduto in questo caso, come è giusto che sia. E questo ci servirà per cercare di portare avanti due direttrici fondamentali sulle politiche europee. La prima che è quella che riguarda il PNRR, di cui sentiamo parlare ormai tantissime volte al giorno, ma che diventa fondamentale per la ripartenza e la ripresa di tutti i territori. Ma dall'altro c'è anche il nuovo settennato europeo che richiede uno sguardo, un occhio tecnico, un qualcosa che dia la possibilità di poter accedere. Si sa che non sempre vanno a buon fine questi bandi, però dobbiamo provarci. Questo è l'imperativo. Che tra l'altro anche qui ci sono i comuni più importanti, capoluogo di provincia, che già stanno attingendo da questa possibilità. Quindi vuol dire che loro già si muovono in una certa maniera, però ANCI non poteva non continuare questo percorso assieme a Informest, da un lato. Dall'altro c'è il tema però del PNRR. Perché dico questo? Perché il PNRR ha in sé poi a sua volta delle schede che sono state approvate dalla giunta regionale e che prevedono delle destinazioni dei fondi per questi finanziamenti. Allora, qual è il ruolo che sta avendo e che ha già iniziato ad avere ANCI in questo caso? È quello di dare quell'accompagnamento e quella consulenza che serve ai comuni che già hanno dei progetti in serbo, quindi abbiamo messo a disposizione un pool di esperti che aiuta questi comuni che hanno già qualcosa, non dico di pronto, ma insomma già allo stato più avanzato,
per aiutarli a dire se quella iniziativa che vogliono fare può rientrare nel PNRR. Quindi Ecco. vuol dire anche qua dare un'altra mano fondamentale ai comuni affinché possano portare a termine, a buon termine, quello che loro stanno portando avanti. Bene, mi pare molto bene, mi complimento. Bene, senta sindaco, parliamo un po' di Prata, no? Prata che mi pare che un po' di lavori ci sono, c'è qualche novità magari sul PRG, se ne parla un momentino, e poi se c'è anche qualche evento, perché insomma siamo in un periodo estivo dove la gente vuole girare, vuole uscire. Sì, beh, allora nel mio territorio ci sono diverse iniziative. Allora, dal punto di vista dei lavori, noi siamo sempre con l'occhio attento alla sistemazione delle scuole. In questo caso abbiamo un secondo lotto delle scuole medie per circa 800.000 euro, quindi stiamo sistemando dal punto di vista antisismico questa parte che è fondamentale. Sul PRG ci stiamo muovendo con tutta una serie di difficoltà perché lei sa che siamo soggetti, non solo il Friuli, tutte le regioni d'Italia sono soggette al controllo e alla verifica da parte dell'autorità, che si chiamava autorità di bacino, adesso si chiama distretto, ma insomma poco importa, proprio perché c'è questa attenzione particolare rispetto alla fragilità dei nostri territori, quindi c'è un occhio particolare per evitare determinate situazioni di difficoltà. Noi stiamo cercando di portare avanti la nostra variante perché comunque, nonostante il nostro territorio abbia una criticità, perché ci sono due fiumi che passano vicini, Meduna e Livenza, quindi è pienamente sotto la lente di ingrandimento, però è altrettanto vero che abbiamo la fortuna, siccome la nostra è una zona industriale, insomma produttiva, con delle realtà molto molto importanti, stiamo cercando comunque di dare delle risposte che siano concrete per far andare queste attività, piuttosto che anche situazioni di residenzialità che viene richiesta. Eh, Come iniziative, per concludere, visto che cerco di rispondere un po' Sì, a tutti i sì, flash, va benissimo, va benissimo, va molto bene. quest'anno, siccome c'è stata una grossa limitazione delle manifestazioni, l'unica situazione che abbiamo avuto ed è già terminata sono stati i festeggiamenti tradizionali della Sagra di Prata, i festeggiamenti Sì, pratensi. Assieme a questi abbiamo inserito le serate del giovedì, la cosiddetta serie L'estate sotto un tetto di stelle, dove alterniamo il cinema all'aperto, gli incontri con l'autore, le letture fuori luogo, tra virgolette, della biblioteca, e quindi cerchiamo di arricchire il più possibile, stando all'aperto in piazza, l'offerta che possiamo dare alla gente, sperando che insomma non ci facciano più richiudere. Ecco. ma mi fa bene, insomma, non mi resta che ringraziare per il tempo che ci ha dedicato e Grazie soprattutto a voi. ai cittadini di Prata, a lei in particolare, e naturalmente non solo a Prata, ma a tutto l'Anzi, perché insomma di lavoro ne avete. Buon Assolutamente. lavoro allora. Grazie altrettanto a tutti. Arrivederci. Arrivederci.